Il giallo è il colore della montagna. Mamma mia, aiuto! Sono tutte intorno a Ris. Giacca tira mosca. Come ogni settimana i Bardellis vi portano o su un sentiero o nel bosco. Oggi andiamo verso il Poncione di Breno. Seguiteci, che andiamo su. Intanto sto aspettando la squadra che arriva. Però c'è. Meno male che acque ne abbiamo, che oggi inizia a fare caldo. Prime giornate di estate. Figata. Bella fresca, bella montagna. Con il Lema alle mie spalle vi racconto il percorso di oggi. Siamo partiti da Curiglia, siamo sulle nostre bellissime Prealpi Varesine, oramai le nostre montagne di casa, voi che seguite il canale. Andiamo verso il Poncione di Breno, passando dall'Alpone di Curiglia. Se volete vedere, sul canale nostro trovate anche il giro verso l'Alpone di Curiglia, il nevato dell'inverno passato, che è spettacolare. Questa zona è bellissima. E vi voglio dire una chicca, molto probabilmente proveremo il primo bob d'alpinismo by The Bardellis quest'inverno venendo giù da questo sentiero, perché abbiamo già visto che è bello. Troveremo un bob e ce la faremo, ce la spareremo tutta in discesa, prima salita e poi giù, su e giù. E siamo arrivati anche all'Alpone ed è proprio strano averlo visto totalmente innevato quest'inverno e con niente adesso. E Milari ti sta portando su Jack. Anche arrivare solo fino alla chiesa con la sua fantastica vista ne vale la pena. Un'oretta su in salita, però la vista per fare un bel picnic vista Lago Maggiore è super approvato. C'è sempre anche nel video dell'inverno. Comunque adesso tentiamo la salita al Poncione, un'altra oretta, 50 minuti e siamo su. Oh, sembrava di meno, ma alla fine non lo è, Lari. Qui era un attimino andare su di qui, però non demordiamo, ragazzi. Era un po' la pendenza, si vede. Aspetta che pendiamo bene. Ok, facciamo vedere che è più pendente. Finalmente quasi tutti usciti da questo bosco. Ehi, Super Jack, siamo Lari, eccola che arriva. E siamo arrivati fino alla piana, il famoso ok spiana. Ce l'abbiamo fatta. Che spettacolo. Sì, è vero. Qua si inizia già a vedere tutto il pezzo della traversata Lema Tamaro. Vedete, la Lema Tamaro si fa su tutto questo crestone fino ad arrivare dietro di là. Bellissimo, proprio bello bello. No, così ve li devo far vedere. E guardateli, 1, 2, 3, 4. Che spettacolo di vallata. Guardate che cartolina. Che meraviglia. Non so se questa, ma in queste mezzo a queste montagne, questa dovrebbe essere la famosissima fontana dei tamarindi. Questa qui, a questo tubo con questa cosa, che è un abbeveratoio, penso, per quando portavano sui patti. Dove vai, te, killer? E che dobbiamo ancora salire. Che bello che sei. Piccioso. Ah, al fresco, perché lì è bagnato. Vedi bagnato. Vai, andiamo su di qua, Lari. Ci manca poco. Adesso farò giri su giri. Nuove amicizie. Comunque abbiamo il nostro lago di Lugano lì, che si vede anche lì. Il nostro fantastico monte. Sta tirando un po' di vento. La vista spazia notevolmente e noi adesso arriveremo fino lì. Ci siamo quasi arrivati al Poncione. Dallo spettacolare Poncione di Breno è tutto. Salutiamo dopo i nostri fans, chi segue le nostre avventure. Comunque veramente veramente bello, fratelli, veramente bello, paesaggisticamente fenomenale, non gli manca niente, lago, montagne, mare. No, mare non c'è. E questa cosa qua che stiamo cercando di capire che cos'è quel riflesso lì, ma non si riesce a capire. Però è micidiale. Niente, andiamo in là.
percorriamo ancora un po' di tratto. Come ogni volta nel bosco ritorna l'appuntamento, cerca la 50 euro che qualcuno ha perso in un bosco dove non viene nessuno. Aspetta che metto occhiali. Protagonista Larissa Toropnina. Va, su. Via! Salendo non me ne ero proprio accorto, Larissa ha visto subito il paesaggio e respira. Guardate che spettacolo, come si vede il Maggiore. Che meraviglia, che meraviglia. Siamo quasi giunti al termine dell'escursione di oggi. Vi faccio vedere l'alpone che l'avete visto già nel nostro video tutto innevato. Per la 15ª volta l'ho detto, forse in questo video. Comunque è spettacolare, la vista da qua è eccellente. È appena passata la navetta Super Fratelli, ma il biglietto costa troppo. Infatti ne ha caricati solo 4, poi normative Covid non siamo potuti salire. Chiudiamolo qui questo video. Se anche questo video vi è piaciuto, superissimi fratelli, metteteci sempre un bel like, iscrivetevi al canale, non dimenticatevi, supportateci per favore, fa anche rima. Comunque tutto quanto, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video dall'Alpone fantastico di Curiglia che arriva fino in cima a questo poncione di Breno con una vista spettacolare e tutto. Ritorniamo a cercare un bel barettino per una bella birra e tante buone cose, come sempre vi diciamo, vi vogliamo Bene. ciao a tutti.